Buongiorno, buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici. Eccoci qua per un po' di yoga insieme. Spero che stiate tutti bene e cominciamo a prendere un bel respiro, una profonda ispirazione. Cerchiamo di far scendere giù il respiro bene fino in fondo e con una lunga espirazione ci rilassiamo, buttiamo fuori tutte le tensioni, distendiamo, cerchiamo di sentire il nostro corpo, liberarlo da tutte le tensioni. Le spalle si allargano, scendono lontano dalle orecchie. Cerchiamo di distendere tutta la colonna vertebrale verso l'alto, senza sforzo, in modo spontaneo, naturale. E distendiamo tutto il viso, rassereniamo tutto il viso. Un sorriso sul nostro viso, un sorriso dentro il nostro cuore, che ci accompagni per tutto questo tempo che passeremo insieme e per tutta la nostra giornata. Appoggiamo le mani all'addome e ascoltiamo il respiro, senza forzare, lasciando che fluisca in modo spontaneo, semplicemente lo ascoltiamo. Ascoltiamo come si muove l'addome, ascoltiamo un leggero movimento nel petto. Ascoltiamo con attenzione, senza distrarci. Ascoltiamo solo il nostro respiro, dimentichiamoci di tutto il resto. E adesso invece forziamo un po' il respiro, prendiamo delle belle respirazioni profonde. Inspirando portiamo indietro le braccia, inarchiamo un po' la schiena, spingiamo indietro le spalle, cerchiamo di avvicinare un po' le scapole dentro il respiro, giù fino in fondo e poi fuori il respiro, flettiamo un po' la testa, portiamo le braccia in avanti. Ancora, inspiriamo energia, luce, vita. Espiriamo tutto quello che ci appesantisce. Ancora inspiriamo, riempiamoci di luce, di energia e espiriamo tutto quello che ci dà fastidio, tutto quello che ci appesantisce e rilassiamo. Distendiamo, portiamo un braccio verso l'alto, apriamo e chiudiamo le dita della mano con forza, allungando bene il braccio verso l'alto. Ancora, lasciamo l'altro braccio completamente rilassato. Poi abbassiamo il braccio, lo abbandoniamo. Cerchiamo di cogliere tutti i contrasti tra un braccio e l'altro, sentire la differenza, sentire che in questo braccio l'energia si muove, circola, che sono vivi tutti i muscoli del braccio, viva tutta la mano. Gustiamoli questi contrasti, queste differenze. Poi sull'alto braccio lo allungo bene verso l'alto come se volessi toccare il soffitto, poi apro e chiudo con forza le dita della mano. Stringo il pugno, poi apro bene, ancora, e poi rilasso. Abbandono, distendo, spalle bene aperte, teniamo sempre spazio nella schiena, spazio nel torace, ascoltiamole le nostre braccia. Adesso portiamo le mani alle spalle, portiamo lentamente su le braccia verso l'alto, cerchiamo di avvicinare i polsi dietro la nuca e teniamo la testa alta, poi lentamente li facciamo scendere.
Facciamo scendere i gomiti fino ai fianchi, avviciniamo le braccia al torace. Ancora, inspiro, su, portiamo le braccia su lentamente, sentiamo come si allungano, come si stirano tutti i muscoli sulle fasce laterali. Rimaniamo un attimo così e poi lentamente facciamo scendere i gomiti. Sentiamo che tutti i muscoli si accorciano, ritornano nella loro posizione naturale. Ancora su, lentamente. Cerchiamo di sentirlo, questo movimento dei muscoli che lungo i fianchi si stirano, si tendono. Sentiamo com'è piacevole questo movimento. Teniamo un attimo e poi lentamente facciamo scendere e rilassiamo, distendiamo. Fermiamoci un attimo, lasciamo riposare le spalle, le braccia, prendiamo sempre qualche bel respiro attento, consapevole, sentire che respiriamo, sentire che stiamo respirando. Adesso sblocchiamo un po' i polsi, intrecciamo le dita delle mani, una mano su, l'altra giù. Poi lentamente cambiamo. Ancora, la mano che è sotto va sopra, la mano che è sopra scende. Lo facciamo ancora con leggerezza. Adesso i palmi delle mani in avanti. Facciamo lo stesso movimento in orizzontale. Ancora, lentamente, sentiamo come si sbloccano bene i polsi, le dita delle mani e rilassiamo, distendiamo. Adesso teniamo ferma una spalla, questa spalla non si muove, rimane immobile, questa si spinge in avanti, poi su, sale verso l'orecchio, si spinge indietro e scende. Adesso nell'altra direzione, la spingiamo indietro, poi su, la facciamo salire bene verso l'orecchio, in avanti e scende. Rilassiamo. Ascoltiamo la differenza tra questa spalla e l'altra spalla. Poi questa si muove in avanti, su, indietro e la spalla scende bene. Nell'altra direzione, indietro, su e in avanti. E rilasso. Ripetiamo ancora, adesso si muove questa spalla in avanti, su, indietro, un bel movimento ampio, rotondo e scende. Poi indietro, su, in avanti e scende. Adesso con questa spalla in avanti, su, indietro e scende, indietro, su in alto verso l'orecchio, la spingiamo in avanti e la facciamo scendere e rilassiamo completamente, spalle lontano dalle orecchie, aperte, rilassate, distese. Adesso sblocchiamo un po' le cervicali. Inspiro dentro il respiro, fuori il respiro, la testa scende in avanti. Dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora, dentro il respiro, fuori il respiro, inspiro, espiro. Riporto la testa al centro, dentro il respiro, fuori il respiro, giro la testa verso la spalla, la riporto al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora,
Testa al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. Testa al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. Riporto la testa al centro, la fletto in avanti. Disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa lentamente. Muoviamoci piano, ascoltiamo come si muove la nostra testa, come si muove il nostro collo. Sentiamo il peso della testa, la muoviamo con leggerezza. Poi nell'altra direzione. Ancora un cerchio. E ci fermiamo, rilassiamo, lasciamo cadere un po' la testa, fermiamoci un attimo così, poi lentamente risolleviamo la testa, rilassiamo. Adesso intrecciamo le dita delle mani, portiamo le braccia sopra la testa tenendole un po' piegate. Se le braccia si stancano possiamo anche appoggiarle alla testa. Inspiro dentro il respiro, fuori il respiro, torsione. Mi fermo un attimo nella torsione, ritorno al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. Mi fermo un attimo, ritorno al centro. Dentro il respiro, fuori il respiro, mi inclino adesso. Ritorno al centro, inspiro, espiro. Torno al centro, inspiro, allungo le braccia verso l'alto, espiro, le spingo in avanti, testa tra le braccia, spingo in avanti la testa, le braccia e le spalle. Poi rilasso. Lo facciamo ancora una volta, intreccio le dita delle mani, le mani o appoggiate alla testa o le braccia un po' sollevate verso l'alto. Inspiro, dentro il respiro, fuori il respiro. Ritorno. Inspiro, fuori il respiro. Torno ancora al centro. Inspiro, espiro. Ritorno. Inspiro, espiro. Torno al centro, sulle braccia verso l'alto, le allungo bene verso l'alto, dentro il respiro, lentamente fuori il respiro, mi allungo bene in avanti, testa tra le braccia. Poi lascio andare le braccia, mi risollevo e rilasso. E incliniamo ancora piano la testa da una spalla all'altra. Ancora. Bene. Adesso apriamo bene le dita delle mani. Chiudiamo il mignolo, l'anulare, il medio, l'indice e il pollice. Stringiamo forte i pugni, poi apriamo il pollice, l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo. Apriamo bene, cerchiamo di distanziare bene le dita delle mani. Ancora chiudo il mignolo, l'anulare, il medio, l'indice e il pollice. Stringo forte, apro pollice, indice, medio,
anulare e mignolo. Adesso apriamo e chiudiamo con leggerezza le dita delle mani. Poi le appoggiamo sulle gambe, palmi delle mani verso l'alto, rilassiamo completamente e guardiamole le nostre mani. Solleviamole un attimo, guardiamo i palmi delle mani, guardiamo il dorso delle mani, guardiamo le dita delle mani, lasciamole riposare. Le nostre mani non sono più mani giovani, sono mani che hanno fatto tanto, hanno vissuto tanto. Pensiamo quanto lavoro hanno fatto per noi le nostre mani, quanto lavoro hanno fatto per noi, quanto lavoro hanno fatto per gli altri. Pensiamo quante carezze hanno dato, quanto pane hanno spezzato. Mandiamo un pensiero di gratitudine, di riconoscenza alle nostre mani. E anche se non sono più mani giovani, sono mani belle proprio perché hanno vissuto tanto, perché nelle nostre mani è passata tanta vita. Tocchiamole una mano con l'altra, le accarezziamo un po', perché vogliamo bene alle nostre mani, perché hanno fatto tanto per noi. E non importa se adesso sono un po' rugose, forse anche un po' deformate, se magari qualche volta ci fanno anche un po' male. Le nostre mani hanno fatto tanto, dobbiamo ringraziarle. Bene, rilassiamo. Adesso portiamo le mani alle spalle ancora. Disegniamo dei cerchi nell'aria con i gomiti, cerchiamo di disegnare dei cerchi ampi, muovere bene le spalle. Nell'altra direzione. Bene, e rilassiamo. Apriamo le braccia, le allunghiamo lontano, cerchiamo di spingerle bene lontano, inspiriamo, apriamo bene, spingiamo un po' in avanti il petto, apriamo bene tutto il torace, apriamo bene anche il cuore, creiamo spazio nel petto, creiamo spazio nel cuore, dentro il respiro e fuori il respiro e ci chiudiamo. Poi ancora ci chiudiamo per aprirci ancora. Inspiro, ancora inspiriamo luce, inspiriamo energia, espiro. Ancora apriamo le braccia con leggerezza, come se fossero ali di farfalla. Inspiro, espiro. Fermiamoci un attimo così, poi abbandoniamo le braccia, ci risolleviamo, rilassiamo. Portiamo le mani ai fianchi. Inspiro, espiro, mi spingo lateralmente, come se andassi contro una resistenza. Mi allungo su un lato, torno al centro, inspiro, espiro, mi spingo sull'altro lato. Ancora, inspiro al centro, espiro, ritorno, vado sull'altro lato, ritorno al centro e disegniamo dei cerchi nell'aria con il tronco, lentamente, cercando di fare un bel movimento ampio, rotondo, nell'altra direzione. Bene. Ci fermiamo, solleviamo una gamba, mani intrecciate sul ginocchio, cerchiamo di fare disegniamo ancora dei cerchi, cerchiamo di disegnare dei cerchi ampi ancora,
bel cerchio con la gamba, con il ginocchio, nell'altra direzione. Cerchiamo di portare bene la gamba all'interno, poi all'esterno, in modo che sciogliamo bene l'articolazione dell'anca. Rilassiamo l'altra gamba, su, all'esterno, poi all'interno. Ancora, cerchiamo di fare un bel movimento sciolto. Adesso all'interno, poi all'esterno. Cambiamo la direzione. E ci fermiamo. Rilassiamo. Portiamo ancora le mani sulle cosce, con i palmi delle mani verso l'alto. Portiamo ancora tutta l'attenzione alle nostre mani e immaginiamo di avere 2 sfere di luce sui palmi delle mani e le mani si riempiono di luce. Immaginiamo di avere le mani colme di luce, piene di luce. E lentamente le portiamo sopra la testa, portiamo a contatto la punta delle dita e facciamo scendere molto lentamente le mani intorno al viso, senza toccarlo. Lasciamo un piccolo spazio tra il viso e le mani e immaginiamo che si crei una goccia, una grande goccia di luce tutti intorno al nostro viso. Avviciniamo i polsi sotto le guance, le mani circondano il viso ma senza toccarlo. Lasciamo un piccolo spazio dove possa muoversi l'energia. E vediamolo il nostro viso, vediamolo come in uno specchio, completamente avvolto in una grande goccia di luce. E vediamo il nostro viso sereno, infinitamente sereno, sorridente. Anche il nostro viso diventa luce. E vediamo com'è bello, sentiamo com'è bello il nostro viso. E poi lentamente versiamo le braccia, rilassiamo, tutto il viso disteso, tutto il corpo rilassato. Ascoltiamo ancora il nostro respiro per chiudere la lezione, rimanendo in contatto con noi stessi. Ascoltiamo questo soffio leggero del respiro che entra e che esce e non si ferma mai. E ogni respiro è un soffio di vita che arriva da lontano e non si ferma mai. Un respiro dopo l'altro, un soffio di vita dopo l'altro. Bene, cari amici, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro una buona giornata e come sempre vi abbraccio con tanto affetto.